Una grande folla ha colmato la rinnovata Piazza Giglia per assistere alla presentazione ufficiale dell'intero staff della Fortitudo Agrigento, dai tecnici agli assistenti e ai giocatori. La serata presentata da Marcella Lattuca ha visto la presenza di diversi ospiti, quali le autorità civili e militari e le squadre della Pallavolo Aragona ed Acragas Calcio, accompagnate dai rispettivi presidenti Nino Di Giacomo e Giovanni Castronovo, col fine di dare un buon auspicio per la stagione sportiva entrante e per dare il via ad una maggiore sinergia tra le squadre sportive agrigentine. Ovviamente abbiamo scelto questa location perché la Fortitudo è la squadra di Agrigento e Porto Empedocle, molte presentazioni le abbiamo fatte sempre a Porto Empedocle, quest'anno abbiamo voluto essere più vicini ai nostri tifosi agrigentini da questo punto di vista e sperando che siano sempre più numerosi a seguirci. Le novità di quest'anno ovviamente sono, ogni inizio d'anno la squadra viene notevolmente modificata, quest'anno abbiamo avuto dei nuovi innesti e materialmente c'è anche un nuovo allenatore, per cui è un anno tutto da sperimentare che ci consentirà di affiatarci e di avere esperienze in futuro sicuramente più proficue. Mister, lei è il nuovo allenatore della Fortitudo, una squadra che ha regalato grandissime soddisfazioni ed emozioni ad Agrigento. Quali sono gli obiettivi di quest'anno? Allora, l'obiettivo primario chiaramente è continuare a regalare emozioni, perché fondamentalmente noi è quello che facciamo, cioè regaliamo emozioni alla gente. È chiaro che abbiamo bisogno comunque del seguito, abbiamo bisogno che i nostri tifosi ci rimangano vicini nei momenti belli che ci saranno, nei momenti difficili che sicuramente arriveranno. E questo diciamo che è l'obiettivo primario. È chiaro che da parte nostra ci sarà la volontà di far capire a tutta la nostra gente quanta dedizione, quanto attaccamento alla maglia c'è in questa squadra. Albano, il tuo è un ritorno nella squadra bianco-azzurra, quali sono le emozioni che stai vivendo adesso che sei tornato? Emozioni sono tante, io comunque sono arrivato ad Agrigento già un mese fa, quindi mi sono già ambientato di nuovo a casa mia, perché io la chiamo così, è un ritorno a casa. Sono felicissimo, sono contento, sono carico, ho tanta energia, è un ritorno inaspettato sinceramente, però l'ho presa con tanta serenità e ho ricevuto tantissimo affetto da parte di tutti i tifosi che mi incontravano per strada, quindi sono voglioso di ricambiare questo affetto nei loro confronti. Quali sono gli obiettivi per la squadra e anche i tuoi personali? Ma guarda, per la squadra penso che per ora secondo me non è il momento ancora di metterci degli obiettivi troppo importanti, dobbiamo prima conoscerci un po' meglio per poter dopo magari dare una risposta a questa domanda. Posso dirti che stiamo lavorando molto bene, che è un gruppo molto giovane, ma un gruppo che ha tanta voglia di lavorare, un gruppo che ha l'attitudine proprio al lavoro. Personalmente per me la cosa più importante in questo momento della mia carriera è divertirmi, cercare di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi e cercare di far divertire anche i nostri tifosi.